11 gennaio, prima edizione dei nostri telegiornali. Buongiorno a tutte e a tutti. Siamo come sempre in diretta, puntuali le 12, insieme fino alle 13:30. Tantissima la cronaca anche oggi da tutto il Veneto, tanti anche gli approfondimenti sui vari temi, dalla politica, ma parleremo anche di una nuova direttiva europea che potrà cambiare alcune confezioni di farmaci dal prossimo 9 febbraio e ne parleremo appunto con Farmacie Unite. Ma come dicevo in apertura, la cronaca in diretta subito da Lancenigo, Villorba, il nostro Christian Arboit. Ieri sera c'è stata l'ennesima rapina nel Trevigiano, è la quarta in poco più che una settimana, 8 giorni, sempre questa volta a un mini market. Dopo la tabaccheria, dopo 2 supermercati, di cui uno di una grossa catena, questa volta un mini market, una piccola proprietà. Christian, ti vedo in diretta, buongiorno, quali sono le novità? Buongiorno Edi, buongiorno anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Siamo in via Trento, a Lancenigo di Villorba. Questo è il mini market dal Biavarol. Fino a qualche minuto fa su questa porta c'era un cartello chiuso per rapina, una rapina particolarmente violenta che si è registrata ieri sera alle 8 meno un quarto circa. Il negozio era chiuso, all'interno c'erano solo i titolari. C'era il signor Fabrizio Tiengo, che vedete alle mie spalle, è attualmente alla cassa, e la signora Silvia, che adesso è al bancone. Sono arrivati anche i primi clienti che stanno portando anche la loro solidarietà. Sono stati attimi, sono stati minuti, attimi più che minuti davvero concitati, perché questi due rapinatori, questi due soggetti sono entrati in azione travisati con un passamontagna di colore bianco. Perché sottolineo di colore bianco? Perché di colore bianco, di colore chiaro era anche il passamontagna utilizzato nelle precedenti rapine. Il signor Fabrizio, eccoci qua, grazie per essere qui con noi, il signor Fabrizio Tiengo, che adesso ci racconta cosa è successo brevemente ieri sera. La ringrazio davvero per la disponibilità. Signora Fabrizio. Niente, cosa vuoi che ti dica? Frazione di un minuto e mezzo è durato questa faccenda qua. Sono entrato 2 personaggi dalla porta secondaria e ci hanno puntato una pistola, un taser, e sono stato minacciato con una pistola sulla tempia per dare a consegnare la cassa e roba varia. Cosa vuoi che ti dica? Lei è stato minacciato con una pistola alla tempia. Sì. E lei prima mi ha detto: io non ho reagito perché... Non reagisco perché c'era sempre la moglie di mezzo. Se sono da solo posso anche dire tento. Perché a sua moglie stavano puntando un viecentese. Questo non mi andava. Ecco, tutto là. Ho lasciato perdere, ho detto anche perché non ne vale la pena a questo punto. Cioè, prenditi la cassa, vai fuori del cazzo. E cosa le hanno detto in quel momento? Come l'hanno minacciato? Mi hanno minacciato, ha detto ti sparo in testa. Se non mi dai quello che ti domando, un po' di parole. Quindi le hanno detto ti sparo in testa? Sì, così mi hanno detto. Altro. Questi rapinatori sono arrivati qui con una panda che è risultata rubata, e poi nella fuga si sono impossessati del suo furgone passeggiato qui. Esatto, qua si sono presi le chiavi qua, che erano qua col telefonino qua. Perché le hanno portato via sia le chiavi del furgoncino, il furgoncino che poi è stato ritrovato, ma anche il cellulare. Esatto. E adesso il furgone è stato ritrovato più tardi, però i documenti miei, il telefono no, insomma, ecco, tutto là. Sono andati via con 600 euro. 700 euro di incasso, 3 incasso e quello che avevo in cassa, insomma, con moneta e roba, perché a fin fine quello era. Senta, lei prima ci ha detto per fortuna non hanno utilizzato contro di me il taser perché lei ha un pacemaker. Esatto, purtroppo
io sono un portatore di bifilatore, può succedere il peggio. Ieri sera C'è una scossa, lo sai benissimo, qua va tutto in frantumi. ma immagino anche la concitazione e l'agitazione di ieri sera. Ti ho detto, sono frazioni di attimi che li vivi in quel momento là, li vivi col terrore anche, diciamolo così, però. Senta, voi avete aperto 20 minuti fa circa, avete trovato la forza di riaprire praticamente subito? Sì, perché te lo sai benissimo, tra andare a fare denunce e roba varia, tempo lo perdi e abbiamo deciso di aprire lo stesso perché diamo un servizio alla comunità qua, questo è il discorso. Perché voi siete un negozio di vicinato, quindi Esatto. tra l'altro adesso state così accogliendo i vostri clienti che vi stanno portando la loro solidarietà. Esatto, questo è il discorso. Ci conoscono e sanno come siamo, insomma. E questi delinquenti? Questi delinquenti, chi lo sa se erano già appostati qua, se sapevano, perché in questo momento non posso dirtelo. Non lo so. Con ogni probabilità si tratta della stessa banda che ha colpito già a San Vito di Altivole, al Prix sulla Castellana, alla tabaccheria di Piavon, ma ci sarebbero anche altri colpi, quindi una banda di professionisti che in questi giorni è in azione nella Marca Trevigiana. Sulle loro tracce ci sono i carabinieri del comando provinciale, è chiaro che c'è paura, c'è terrore, questo? Sì, per noi sì, per noi che abbiamo esercizi così anche a contatto col pubblico, perché può succedere che vengano dentro con gente dentro, cioè con clienti dentro a questo punto, cioè, non mi domando che questo, perché non lo so, ma può succedere. Signor Fabrizio, io la ringrazio davvero per questa sua testimonianza. È chiaro, Edi, non ci sono parole di fronte a questa spirale di violenza, lo hai sentito, quindi il signor Fabrizio minacciato con una pistola alla tempia e minacciato anche di morte, quindi insomma adesso le indagini faranno il loro corso, c'è anche un video di questa rapina, nelle prossime edizioni saremo in grado con ogni probabilità anche di mostrarvelo, però per il momento con Alberto Pivetta è tutto da via Trento di Villorba, a te la linea. Grazie Cristian, grazie Alberto per l'aiuto tecnico ovviamente ai titolari di questo mini market. Come diceva già Cristian durante la diretta, si cercherebbe la stessa banda, sarebbe stata questa infatti a commettere gli ultimi reati, le ultime rapine in soli 8 giorni qui nella Marca, tutte legate infatti da un filo conduttore, la tuta mimetica, il passamontagna di colore chiaro. Secondo delle fonti sarebbero imputabili a questa banda almeno 6 colpi, compresi ovviamente quelli che vi abbiamo raccontato in questi giorni. E tiene banco la politica sulle home page dei principali quotidiani regionali ma anche nazionali. Siamo sul Gazzettino.it, ancora il tema del terzo mandato e il presidente Luca Zaia che di fatto si difende. Nel punto stampa settimanale a Palazzo Balbi infatti il presidente è tornato a parlare delle prossime elezioni regionali e della questione del terzo mandato. Inaccettabili, ha detto, le decisioni calate dall'alto e da chi da 30 anni è in Parlamento, e dunque il presidente sarebbe pronto a ricandidarsi in solitaria, creando così anche una spaccatura tra gli alleati. Sentiamo. Penso che se prima vengono i Veneti è giusto che i Veneti non abbiano nulla calato dall'alto. Elezioni regionali, sulla scelta del prossimo candidato alla guida del Veneto, Luca Zaia ribadisce il no a decisioni calati dall'alto, a prescindere dalla volontà dei veneti che, dice, continuano a chiedere a gran voce la mia ricandidatura. E qui si torna alla questione del terzo mandato. È inaccettabile, questo ve lo voglio sottolineare, che si dica che si bloccano i mandati a degli amministratori che sono eletti direttamente dal popolo, perché altrimenti si creano centri di potere. Ma soprattutto ancora più
inaccettabile, stucchevole per non usare altri termini più duri, che poi rischierebbe di far il giro d'Italia, che la lezione venga da bocche che sono da 30 anni sfamati dal Parlamento. In ballo c'è ancora la sentenza della Corte Costituzionale rispetto alla legge della Campania sul terzo mandato. Se c'è lo sblocco dei mandati è innegabile che mi ricandiderei, anche perché darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo. Legittime le aspirazioni di tutti alla guida del Veneto, ribadisce il governatore, ma va tenuto in considerazione quanto fatto fino ad ora. Sinceramente che Fratelli d'Italia chieda di aver parte in questa partita piuttosto che la chieda a Forza Italia o qualcun altro, non lo trovo un reato di lesa maestà, piuttosto è capire quale sarà il punto di caduta, nel senso che penso che noi abbiamo dimostrato in questi anni di aver governato bene questa regione, altrimenti qualcuno dica che non è stata governata bene, ma allora vuol dire che le strade si separano. E se le strade si separano, Zaia è pronto a ricandidarsi anche in solitaria. Giorno dopo giorno vedremo quale sarà l'evoluzione di tutta questa corsa. Ne ho fatte ancora corse in solitaria, corse nel centrodestra. È ovvio che noi speriamo di fare una corsa unitaria, però è fondamentale che ci siano dei presupposti per farla bene. Dibattito su chi sarà la guida del Veneto al centro della contestazione del dibattimento che c'è stato a Ring. Vediamo. Non succederà assolutamente nessuno strappo e si troverà una quadra fra le 6 regioni al voto, la città di Venezia e gli altri comuni capoluogo che andranno a votare quasi in concomitanza con le regionali. Quindi adesso possono esserci schermaglie, fughe in avanti e quant'altro, ma poi alla fine ci sarà una mediazione nazionale come c'è sempre stata. Serafico, il coordinatore degli azzurri, sulla volontà che i leghisti veneti continuano a ribadire, pronti a correre da soli se il candidato alla presidenza non sarà della Lega. Discussione inutile secondo Tosi, perché alla fine le decisioni verranno prese a livello nazionale e se verrà deciso che spetta a Forza Italia, il candidato sarà proprio lui, l'ex sindaco di Verona. Si accende il dibattito a Ring con Roberto Marcato che rimarca la volontà dei veneti prendendo le distanze dai forzisti. Loro hanno una visione, ripeto, per quanto mi riguarda, una visione della politica vecchia del secolo scorso, dove la Roma si mette là e riempie le caselle secondo delle logiche nazionali. Io sono convinto che non debba essere così. Poi avrà ragione Flavio Tosi, per quanto mi riguarda da leghista sarà una sconfitta e un fallimento. Io immagino che la politica dei prossimi anni, la politica nazionale deve essere la sintesi delle volontà territoriali. La volontà di una regione è sacrosanta. Posizione appoggiata o meno dai vertici del partito? Ecco che si apre la discussione sulle parole del segretario della Liga Stefani, che, tirato per la giacchetta, invia in diretta una nota chiarificatrice. Qualora il tavolo di centrodestra non trovasse la quadra su un candidato espressione del partito, scrive Stefani, noi percepiamo che la cosa giusta sia quella di correre da soli. Siamo già al lavoro su liste di partito e liste civiche. Difficile pensare che Salvini, del quale Stefani è vice al federale, non condivida questa posizione. La Liga tira la corda, ma si arriverà allo strappo nel centrodestra. Fratelli d'Italia, dopo il successo elettorale alle politiche e alle europee, rivendica la guida della regione, ma alla fine i meloniani saranno disposti a cedere il Veneto, magari con altre contropartite nello scacchiere nazionale? Diplomatica la risposta di Elena Donazzan, l'ex assessora volata in Europa, che non ha mai fatto mistero delle sue ambizioni su Palazzo Balbi. L'approccio corretto invece è quello di dire, in una quadro nazionale di tenuta della coalizione, non vorrei il tocca a me, tocca a te, ma insomma l'equilibrio poi è anche una sintesi di questo, senza volerla banalizzare, dove però si deve mettere come priorità la tenuta della coalizione. La tenuta dell'alleanza si fa anche con un po' di generosità e capacità di fare sintesi. Vuol dire rinunciare a priori perché qualcuno punta i pugni? No, io spero appunto che questo rapporto non sia un rapporto di forza, ma sia un rapporto di lealtà nella coalizione. Interessante in quest'ottica l'esito finale del sondaggio di Ring. Lega e lista Zaia possono vincere da soli la domanda? Ebbene, il 56% degli oltre 6.800 telespettatori ha risposto no.
Un'agenzia ANSA, troveremo un modo per sfamare Zaia che ha fatto l'amministratore locale, il ministro, lo sfameremo così. L'ultimo commento di Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, detto alla trasmissione Rai Agora. E noi interrompiamo questa pagina politica e ci colleghiamo subito con la nostra Vanessa Banzato da Cassola in compagnia del sindaco perché il modulo spaziale, qui estendiamo i confini dal Veneto alla Luna, che arriverà infatti sulla Luna, questo modulo spaziale parte proprio da Cassola. Perché Vanessa, raccontaci tutto. Buongiorno a te, di tutte le persone che ci stanno seguendo. E già, è come dire, parte da Cassola questo modulo spaziale che arriverà il 2 marzo sulla Luna. Parte da Cassola perché a produrre una parte di questo modulo spaziale è proprio un'azienda di Cassola, come il sindaco Gian Antonio Stangherlini, che questa mattina, prestissimo questa mattina, appunto è stato presente a questo lancio spettacolare proprio dall'azienda Quascom di Cassola, che produce questi mezzi satellitari. Sì, buongiorno. Stamattina alle 7, ora italiana, è partito da Cape Canaveral il modulo SpaceX che ha accompagnato in orbita questo nuovo modulo che verrà poi portato sulla Luna. E con questa nuova tecnologia chiaramente Quascom è, se vogliamo, uno dei primi soggetti europei che arriveranno sulla Luna sostanzialmente. Ecco, per noi è un motivo di grande orgoglio perché evidentemente è il simbolo, no, di una attività che con grande impegno riesce ad avere un'affermazione a livello internazionale perché, come sapete, il progetto coinvolge l'Agenzia Spaziale Italiana, l'ente europeo e anche la NASA, oltre ovviamente, come dicevo prima, anche SpaceX come vettore. SpaceX quindi si lega in maniera indissolubile anche a Elon Musk. Beh sì, sicuramente. Noi abbiamo visto il vettore che ha accompagnato in orbita, che poi tra l'altro è già rientrato nella chiatta in oceano e poi abbiamo potuto vedere ulteriormente entrare nell'orbita terrestre il secondo modulo che pian pianino arriverà ad allunare il 2 marzo. Ecco, le emozioni che ha provato lei proprio come sindaco, come primo cittadino. Beh, l'emozione è quello di aprire una finestra nel futuro. Quindi tutto quello che si sta facendo adesso è creare i presupposti per realizzare sulla Luna una stazione fissa, una stazione stabile, quindi un laboratorio con tutta la possibilità di portare tecnologia. Noi abbiamo visto in Quascom anche per esempio un robot che potrà essere utilizzato in futuro in quella stazione, perché chiaramente molte attività potranno essere svolte non da persone appunto umane, ma anche da robot. E allora andiamo a rivivere le emozioni che sono state appunto vissute questa mattina alle 7 proprio dalla Quascom in diretta con questo lancio spaziale con il servizio che ha realizzato Ferdinando Garavello. Da Cassola alla Luna sono 385.000 chilometri e spiccioli, mentre da Cassola a Cape Canaveral, celebre rampa di lancio verso lo spazio, sono solo 8.000 chilometri. Su questo triangolo si stende una serie infinita di calcoli, progetti, disegni e sogni che stanno portando in queste ore un modulo lunare sulla superficie del nostro satellite. Il cuore dell'apparecchiatura è italiano, anzi veneto. Lo hanno progettato e costruito alla Quascom di Cassola, dove prima dell'alba si sono dati appuntamento ingegneri, tecnici, referenti dell'Agenzia Spaziale Italiana, addetti ai lavori e autorità per assistere in collegamento diretto con Cape Canaveral in Florida al lancio del vettore che porterà di nuovo nello spazio l'ingegno nostrano.
Questa mattina in Quascom abbiamo seguito dal vivo il lancio del vettore Falcon 9 di SpaceX con a bordo un lander commerciale di una società americana che imbarca uno strumento sviluppato totalmente da Quascom a Bassano del Grappa, ed è uno strumento GNSS, quindi un ricevitore di segnali di navigazione satellitare che è stato sviluppato appositamente per ricevere questi segnali dalla superficie lunare. Il progetto è partito anni fa e giustamente rappresenta un motivo d'orgoglio nazionale, perché è la prima volta che strumentazioni italiane arrivano sulla Luna per effettuare rilievi e inviarli sulla Terra. Per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana e di NASA, negli ultimi 4 anni abbiamo sviluppato un ricevitore GPS Galileo che per la prima volta sarà utilizzato attorno alla Luna e sulla superficie lunare. Abbiamo realizzato qui in Quascom tutta la tecnologia, l'hardware e sviluppato il software. Abbiamo avuto tutta una serie di attività di integrazione con l'azienda americana Firefly per andare a posizionare l'antenna e il ricevitore nel lander Blue Ghost 1, e abbiamo sviluppato anche un centro di controllo che già da oggi andrà a ricevere i dati di telemetria del nostro ricevitore e farà tutta una serie di analisi. Il lancio, per la cronaca, si è svolto perfettamente e i presenti nel bunker della Cascom hanno potuto assistere, tramite le immagini fornite dalla NASA e dall'ASI, al conto alla rovescia e al volo verso l'infinito del razzo SpaceX, che poi è tornato a casa per poter essere utilizzato nuovamente. Una nuova frontiera dell'esplorazione del cosmo, con un cuore bassanese che batte lassù sulla faccia bianca della Luna. Dallo spazio ritorniamo con i piedi per terra, con nuovi aggiornamenti con la nostra Valentina Visentin in collegamento da Padova, perché parliamo di zone rosse. Nelle scorse ore vertice delle forze dell'ordine con il prefetto di Padova, che ha chiesto al questore di individuare i luoghi dove istituirle, e ci aggiorna su questo. È un dibattito in corso ormai dal 30-31 dicembre, da fine dell'anno, e ci aggiorna proprio su questo la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova. Dunque la città presto potrebbe avere anche lei, come Firenze e poi Bologna, le cosiddette aree rosse, aree in cui le forze dell'ordine possono allontanare, dove verrà vietata appunto la presenza di soggetti pericolosi con precedenti penali. Una direttiva che è arrivata, come hai detto tu, a fine anno dal Ministro dell'Interno a tutti i prefetti. Dopo i recenti fatti di cronaca, nell'incontro di ieri tra il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza e i rappresentanti delle forze dell'ordine, il prefetto ha chiesto appunto che vengano individuate possibili aree rosse, anche zone rosse qui a Padova. Potrebbero essere la stazione e le aree limitrofe, ma anche zone della Movida, dove alcuni reati come furto e spaccio possono essere diffusi. Nel prossimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il questore di Padova dovrà dunque relazionare il prefetto sulla possibilità, sulla possibile individuazione di queste aree. Il sindaco di Padova in una nota ha detto che è pronto a collaborare qualora ce ne fosse la necessità, ma ricostruiamo tutte le dichiarazioni e la giornata di ieri nel nostro servizio. La Prefettura di Padova sta valutando l'ipotesi di istituire le zone rosse in città al fine di innalzare il livello di sicurezza percepita, munendo le forze dell'ordine di ulteriori strumenti utili a un efficace controllo del territorio. La decisione è comunicata con una nota ufficiale del prefetto Giuseppe Forlenza dopo la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, alla quale hanno partecipato il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza. Durante il vertice a Palazzo Santo Stefano è stata analizzata la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in città e in provincia alla luce dei recenti fatti di cronaca, brillantemente risolti dalle forze dell'ordine, ha sottolineato il prefetto. Già lo scorso 31 dicembre Forlenza aveva chiesto di avviare le analisi necessarie a valutare l'adozione delle cosiddette zone rosse, uno strumento di cui sono state dotate le prefetture da parte del Ministero dell'Interno. Dalle analisi è emersa l'opportunità di portare avanti il progetto e così il prefetto di Padova ha chiesto al questore di individuare
individuare e delimitare le aree più adatte e più bisognose di interventi eccezionali, partendo da quelle già da mesi oggetto di sistematici controlli interforze. È uno strumento utile con il quale incidere nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità diffusa, ha detto il prefetto. Dopo le analisi delle forze di polizia e dopo aver condiviso i risultati con gli enti locali interessati, si valuterà quindi l'adozione dei provvedimenti anche nella provincia di Padova. La sicurezza delle nostre città passa attraverso nuove sfide. Appoggio la decisione del prefetto di Padova che ha incaricato il questore di individuare delle zone rosse. Ogni iniziativa che aumenta la sicurezza dei nostri cittadini e facilita il lavoro delle nostre forze dell'ordine è benvenuta. Il prefetto ha correttamente annunciato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che vedrà anche la presenza del comune. In quella sede, all'esito del percorso di istruttoria annunciato, avremo modo di capire meglio lo strumento e portare il nostro contributo. Questo è il commento del sindaco di Padova, Sergio Giordani. La spinta verso la possibilità di zone rosse anche a Padova è arrivata appunto dai recenti fatti di cronaca come quello di Piazza Garibaldi di qualche fine settimana fa, quando un giovane con una spranga ha infranto la vetrina di un fast food, e tensioni sempre in Piazza Garibaldi dovute a giovani violenti ci sono registrate anche nei giorni scorsi. Vedremo dunque come evolverà la situazione sulla scia di Padova. Anche Treviso, la prefettura di Treviso ha annunciato che potrebbero esserci delle zone rosse, la valutazione di possibili zone rosse anche per la città della Marca. Ma cosa ne pensano i padovani di questa possibilità di avere delle zone rosse? Lo ha chiesto per noi Francesco Rattai, vediamo il suo servizio e la linea può tornare allo studio. Può essere un'idea, dopo che sia attuabile non lo so, nel senso che non è facile tenere sotto controllo queste situazioni, a meno che non sia gente schedata e i poliziotti che gravitano sulla zona li abbiano presenti, allora il discorso magari è un po' diverso. Cosa necessaria, perché noi abitiamo qui nella zona del Santo e Prato della Valle, soprattutto di sera c'è un via vai di gente, non so cosa possa servire, comunque è un tentativo che va fatto. Ecco, e che zone sarebbero secondo lei da istituire? In che zone sarebbe da istituire? Senz'altro nelle piazze, per i casini che ci sono la sera, e qua a Prato della Valle, zona del Santo. Fa male perché il centro più lo isoli, più secondo me si incarognisse tutte persone meno desiderabili, diciamo, perché se il centro è abitato, se il centro c'è gente, non vengono fatte neanche le spaccate, ci sono meno, è un deterrente. Se invece il Sara tutto, blinda tutto, e dopo dentro va dentro e fa, secondo me, è peso. Io non so se sia coerente con la Costituzione, perché da un punto di vista giuridico credo che non si possa poi impedire a qualcuno che ha già espiato la sua pena. Secondo lei Padova è una città insicura? Secondo me no, io vivo qui da sempre, da 30 anni, per cui io mi sono sempre sentita sicura, ecco. L'Arcella, soprattutto l'Arcella, sì. È una zona che è pericolosa. Sì. E altre zone, perché è pensato anche magari per chi va a fare l'aperitivo, gli spritz, le piazze, può essere una zona? Non so, la Guizza o il coso qua, il Bassanello, diciamo così, che zone siano. La Stanga, anche la Stanga dicono che è pericolosa. La stazione, tremenda la stazione. Infatti sono passato anch'io, mi si è avvicinato uno e ha detto hashish. No, per carità, dico. Questa era Padova, ma è notizia di ieri pomeriggio ormai che c'è stato un contrordine di zone rosse anche a Treviso. Potrebbero essere infatti istituite, contrariamente da quanto emerso dal punto in prefettura sull'ordine e la sicurezza della scorsa settimana, e per questo se ne discuterà al prossimo comitato. Sentiamo il servizio di Anna De Roberto.
Zone rosse, l'ipotesi torna in pista anche a Treviso. Sarà oggetto di discussione del prossimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura. Treviso, come Padova, si muove verso l'applicazione della direttiva del Ministero dell'Interno diramata il dicembre scorso, anche alla luce di aree già ben definite, sulle quali nelle ultime settimane si sono intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Controlli che solo a Treviso hanno permesso di identificare nel fine settimana passato 400 persone. Una linea che ha trovato l'immediata approvazione del sottosegretario alla giustizia, il veneto Andrea Ostellari, che oggi si è espresso in questi termini. Ogni iniziativa che aumenta la sicurezza dei nostri cittadini e facilita il lavoro delle nostre forze dell'ordine è benvenuta. La sicurezza delle nostre città passa attraverso nuove sfide. Contrariamente a quanto appreso nell'ultimo comitato in prefettura, lo scorso giovedì una o più zone rosse anche in città potrebbero essere definite, aree maggiormente esposte a fenomeni di criminalità diffusa e dunque più bisognose di interventi eccezionali. La zona rossa diventa uno strumento in più nelle mani delle forze dell'ordine. All'esito delle analisi delle forze di polizia e dopo aver condiviso i risultati dell'istruttoria con il comune, si valuterà l'adozione dei provvedimenti dunque necessari ad istituirle a Treviso ma anche in provincia. Cambiamo decisamente argomento, riportare a casa Alberto, questo l'appello al governo italiano dei familiari di Alberto Trentini, il cooperante veneziano fermato il 15 novembre scorso dall'autorità del Venezuela e di cui non si hanno più notizie, sarebbe stato infatti arrestato. Sulla questione per noi con tutti gli aggiornamenti vedo già collegato il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno, ci sono delle novità? Buongiorno Edi, a te e ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Lido di Venezia in via Paoluccio Anafesto. Le immagini di Simone Merlo vi stanno facendo vedere proprio l'ingresso di casa di Alberto, dove attualmente vivono i suoi genitori e che anche adesso sono in casa, perché arrivando qui abbiamo suonato il campanello e ci ha risposto la mamma in maniera molto gentile ma con una voce ovviamente provata dalla situazione. Ci ha invitato a rivolgerci al loro avvocato e non ha potuto dire niente se non molto gentilmente salutarci. Ecco, una notizia che ha sconvolto il Lido di Venezia da ieri pomeriggio, quando è stata portata alla luce grazie a un'interrogazione parlamentare, ma purtroppo stiamo parlando di un caso che, come dicevi giustamente, è da parecchie settimane e che sotto traccia le autorità competenti stavano cercando di risolvere. Qui a Lido non si sapeva nulla appunto fino a ieri pomeriggio. Poi c'è anche l'avvertenza che c'è stata, l'accortezza che c'è stata richiesta, che cercheremo in tutti i modi, pur dovendo fare il nostro lavoro, di rispettare, cioè quella di dare notizie certe, verificate, soprattutto che non compromettano magari un possibile ritorno, comunque una possibile risoluzione del caso. Il Lido ovviamente è sconvolto, tutti si sono stretti attorno ad Alberto, i cittadini, gli amici, ma le istituzioni. A proposito di istituzioni, siamo in compagnia del presidente della municipalità del Lido e Prelistina, Emilio Guberti. Grazie Presidente per essere con noi. Allora, in queste ore che idea si è fatto di questa vicenda? Un'idea che purtroppo si stanno ripetendo un po' troppo spesso, questi arresti diciamo indiscriminati perché non motivati di cittadini italiani. Spero che anche questo, come negli altri casi, venga risolto al più presto. Perché insomma così deve essere. Ci stringiamo ovviamente, mi stringo sia come cittadino ma anche come presidente, quindi a nome di tutta la municipalità, all'angoscia di queste ore, di questi giorni e della famiglia, con l'augurio che anche in questo caso il governo sappia portare a termine la vicenda facendo tornare a casa Alberto. Si aspettava nel 2025 che ancora stiamo parlando purtroppo di questi casi, di queste vicende? No, assolutamente no. Si pensava che i diritti civili fossero un po' acquisiti in tutto il mondo. Così purtroppo stiamo vedendo che non è, anche in parti dove si pensava ci fosse civiltà.
Ecco, come presidente della municipalità, che lo ricordiamo è una articolazione del Comune di Venezia, ha sentito per caso il sindaco, qualche assessore, vi siete un po' confrontati o lo farete nelle prossime ore? Lo faremo sicuramente nelle prossime ore, perché come tutti siamo venuti a conoscenza della vicenda proprio ieri, ma immagino della vicinanza alla famiglia sia del sindaco che di tutta la giunta, se non addirittura di tutto il Consiglio Comunale. Sicuramente è una cosa trasversale, assolutamente, come abbiamo visto anche dai comunicati, dalle note che ci stanno arrivando anche in redazione in queste ore. E come municipalità farete qualcosa di concreto? Ma più che di concreto, per le nostre limitatissime possibilità, è quello di un invito, una preghiera a chi, quindi il governo ha la competenza per farlo, di risolvere al più presto la questione. Possiamo dire anche attraverso le nostre reti che comunque voi come articolazione del territorio siete a disposizione della famiglia per qualsiasi necessità, magari in questi giorni anche un po' delicati, dove c'è bisogno anche probabilmente, oltre ai canali della diplomazia, anche di un po' di sostegno. Certamente sì, assolutamente, in tutto quello che ci fosse bisogno, limitatamente le nostre possibilità. E chiedo anche appunto da padre e da cittadino, ma da padre, insomma, svestito un po' del ruolo istituzionale, cosa pensa che si possa provare in questo momento? Angoscia tanta, e quindi mi auguro che venga risolta per riportare serenità nella famiglia. Ecco, la situazione è in costante e in continua evoluzione. Ci sono state delle interrogazioni parlamentari di cui vi daremo conto anche questa sera nel TG. C'è stata la posizione molto ben espressa dal giornalista Giuseppe Giulietti, portavoce di Articolo 21, che un po' ha rotto il silenzio, quindi la comunità che già era a conoscenza del caso per quanto riguarda gli amici e i familiari più stretti, si è adesso mossa in maniera trasversale a 360 gradi. L'augurio che tutti si fanno, che ci facciamo ovviamente, è che Alberto Trentini possa tornare a casa dai suoi familiari in buone condizioni e al più presto. Quello che preoccupa la famiglia, come è stato riportato da più parti, è anche il fatto che Alberto ha bisogno di medicine e il fatto di non sentirlo da 2 mesi, perché la mamma non lo sente dal giorno in cui è stato fermato con il suo autista, un autista di un'organizzazione non governativa. Ricordiamo che Alberto era lì per portare degli aiuti a persone con disabilità. Il fatto di non sentirlo da 2 mesi ovviamente aumenta il clima di incertezza e di apprensione, appunto di angoscia. Sono ore di angoscia, ma tutti ci auguriamo che il caso, anche grazie a una mobilitazione trasversale, possa avere una rapida e felice risoluzione. Se non hai domande ti restituirei la linea e ci sentiamo più tardi per ulteriori aggiornamenti. Grazie Lorenzo per questi aggiornamenti, grazie a Emilio Guberti, presidente della municipalità del Lido di Pellestrina, e a Simone Merlo per il contributo tecnico. Avrebbe parlato all'ANSA la madre di Alberto Trentini, Armanda. Siamo molto provati, ha detto, non sento mio figlio da 2 mesi, da quando lo hanno portato via. Lui ora è ostaggio di quel paese, è solo una pedina. Bisogna forzare il silenzio su questa vicenda, forse l'interrogazione parlamentare ha cominciato a smuovere le coscienze. Così la madre di Alberto Trentini, Armanda, all'ANSA, e ve ne diamo conto. Ovviamente gli aggiornamenti nei telegiornali di questa sera. Intanto la pubblicità, noi ci vediamo tra poco. Eccoci tornati in diretta, 12:41, ancora prima edizione, insieme fino alle 13:30. Uno sguardo veloce all'ansa.it, ancora disagi sulla circolazione ferroviaria per l'ennesimo incidente anomalo in circostanze sospette. Questo a Roma invece, perché ci dovrebbero essere state dei problemi tecnici che hanno rallentato la linea dell'alta velocità tra Roma
Roma e Firenze in prossimità di Arezzo. Disagi che però colpiscono ovviamente anche il Veneto, un guasto anche alla stazione di Verona, infatti la circolazione dei treni al nodo proprio della città è rallentata dalle 9:40 di questa mattina per un guasto alla linea di Verona-Portanuova. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. Treni ad alta velocità e regionali potrebbero registrare un tempo di percorrenza fino a 45 minuti e lo si legge su il sito di mobilità di Trenitalia. E dunque questa è la situazione che ormai attanaglia l'Italia da una settimana e che colpisce ovviamente anche la nostra regione. Come anticipato in apertura della nostra prima edizione del telegiornale, parliamo di sanità e iniziamo a farlo con il bilancio dell'ultimo anno e dell'ultimo biennio, perché proprio negli ultimi 2 anni sono cresciute del 13% le richieste di prestazioni nei vari ambiti di cura della sanità venete. Secondo il focus regionale basato sugli ultimi dati, quelli del 2024, sono state oltre 14 milioni e mezzo le prestazioni, il numero più alto mai registrato. Nel 2024 sono aumentate sia in numeri assoluti che in percentuale tutte le prestazioni dei vari ambiti di cura della sanità veneta. Il focus regionale sui dati dell'anno scorso segnala 14.569.000 richieste di prestazione, un numero salito in un biennio del 13%. Raffrontando il 2024 con il 2022 spiccano gli aumenti del 7% per gli interventi chirurgici, del 4% per i ricoveri, del 22% per gli interventi del SUEM, del 13% per la richiesta di prestazioni, dell'8% per la specialistica ambulatoriale complessa. Sul fronte liste d'attesa, rispetto al periodo del Covid, quando si accumularono 500.000 attese, sono state azzerate le urgenze e le prestazioni a 10 giorni, mentre nella fascia D si è passati da 82.000 a circa 10.000 galleggiamenti. Nei pronto soccorso rimangono alte le percentuali di accessi di codici bianchi e verdi considerabili impropri, che assieme superano il 70% del totale. Il sistema peraltro ha retto nonostante la perdurante carenza di camici bianchi. Nel 2024 sono stati messi a bando 746 posti, riuscendo ad assumere soltanto 184 medici. Questo il report, ma con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada firmato dal Ministro dei Trasporti Salvini il 14 dicembre scorso, ci sono i chilometri alcol test che sono diventati introvabili nelle farmacie. Sentiamo. Ci fanno fatica a trovare perché sono dati tra virgolette a ruba, quindi è stata una grande domanda e non si riesce a compensarla la richiesta. Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada firmato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini il 14 dicembre, etilometri e alcol test sono diventati introvabili nelle farmacie. La richiesta è schizzata alle stelle, suscitando ricordi dei giorni più neri della pandemia di Covid, quando le mascherine erano altrettanto rare. E al momento si trovano solo i etilometri usa-getta, non mi danno il grado del test dell'alcol, ma mi danno solamente la positività o negatività e sono usa-getta. Richieste anche di quelli elettronici, ma quelli al momento sono introvabili. La preoccupazione per chi non riesce a trovarli è comprensibile, viste le sanzioni contemplate per chi supera il limite massimo di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. Sta aumentando anche la coscienza delle persone sul bere e su quello che può essere le conseguenze nella guida. Quindi in questo momento, anche stamattina, mi è capitato di interagire con delle persone, di parlare proprio di quello che può succedere comunque con l'uso dell'alcol. È un dispiacere non riuscire ad accontentare le richieste dei clienti, sicuramente, anche perché comunque è uno strumento che può essere utile sicuramente per salvaguardare la salute delle persone e salvaguardare anche l'incolumità delle persone. La carenza degli alcol test colpisce in particolare i neopatentati che non possono consumare alcolici nei primi 3 anni di guida. A comprarlo per loro sono spesso i genitori. Mi è capitato proprio ieri, una madre per il 18° compleanno del figlio gli ha detto: gli regalo 3 alcol test usa-getta, così capisce cosa può essere, cosa può bere, cosa non può bere. In nostra compagnia in collegamento Livio Patelli, farmacista e consigliere nazionale di Farmacie Unite. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno Edi, buongiorno a lei. Buongiorno, innanzitutto so che ha visto quest'ultimo servizio, conferma stanno andando a ruba questi etilometri? Sì, confermo che negli ultimi mese e mezzo c'è stato un aumento delle richieste degli etilometri e chiaramente la richiesta supera quella che è l'offerta in questo momento e ci siamo trovati sprovvisti, come diceva anche il collega, ben presto siamo andati in rottura di stock. In questi giorni stanno ritornando disponibili, proprio ieri me ne sono arrivati un piccolo lotto di quelli usa e getta salivari. Presto dovrebbero arrivare anche gli etilometri di tipo digitale elettronici, che ovviamente hanno probabilmente un grado di accuratezza maggiore, ma chiaramente hanno anche dei costi superiori. Devo dire che è stata una richiesta probabilmente pompata dall'ingresso del nuovo codice della strada e allo stesso tempo anche dell'avvento delle feste natalizie, per cui maggiori occasioni di ritrovo e di stare insieme con il rischio di bere di più di quello che si faccia normalmente. Sta parlando tanto, intanto chiedo alla regia se è possibile verificare il collegamento con Livio Patelli per questo fischio che c'è in sottofondo. Ovviamente ci scusiamo, appunto ne dicevamo, se ne sta parlando moltissimo in questi giorni e in queste ore dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada sostanzialmente e appunto di questo inasprimento delle pene e quindi anche una maggior tutela di se stessi e del controllo di se stessi nel momento in cui qualche cena in più in queste feste insomma si è fatta. E dunque questo secondo lei, chiedo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento alla regia, sembra di no, chiederemo infatti tra pochissimo appena riusciremo a ricollegarci con Livio Patelli se sarà un fenomeno questo della corsa all'alcol test ed etilometri destinato a scemare, anche perché ricordiamo che il nuovo codice della strada per quanto riguarda l'alcol mantiene gli stessi limiti, ha inasprito in questo senso invece le pene. Parleremo tra pochissimo, sempre con Livio Patelli, di farmaci, perché c'è una direttiva europea che obbligherebbe l'Italia a cambiare sostanzialmente le confezioni dei farmaci per la loro tracciabilità. Stiamo parlando infatti di direttive europee che sono entrate in vigore nella maggior parte dei paesi dell'Unione nel 2019. Tracciabilità di farmaci che serve innanzitutto per limitare al massimo la contraffazione e che l'Italia, come la Grecia, avendo da poco nel 2019 attuato un diverso modo di tracciabilità, e quindi parliamo del bollino elettronico sostanzialmente che noi vediamo attaccato alle scatole dei farmaci che noi utilizziamo, farmaci da banco e non solo, per appunto limitare questa contraffazione. È stata posta una deroga da parte dell'Unione Europea che dovrebbe scadere a fine di questo mese, entrare in vigore il nuovo metodo universale per l'Unione Europea di tracciamento dei farmaci dal 9 febbraio. Non c'è contezza ad ora di disposizioni da parte del governo in questo senso e chiediamo proprio a lei, Livio, vedo che il collegamento si è ripristinato, che cosa ci dobbiamo aspettare, che cosa cambierà, che cosa significa soprattutto che cambieranno queste confezioni e ci spieghi di più di questa normativa europea. Allora, la normativa europea è stata già applicata in molti paesi dell'Unione Europea e l'Italia e la Grecia, come diceva giustamente lei, Edi, hanno avuto questa proroga lunga di 6 anni perché in realtà si sono mosse molto prima degli altri paesi per garantire un sistema di tracciabilità che quindi riduca le contraffazioni del farmaco. Addirittura in Italia il livello di contraffazione è molto più basso rispetto alla media europea. Quindi è un sistema che da noi ha sempre funzionato bene e che è ovviamente arrivato a regime. Purtroppo facendo parte purtroppo per fortuna, ma in questo caso purtroppo facendo parte dell'Unione Europea,
dobbiamo sottostare a delle leggi comunitarie che sorpassano le normative nazionali anche quando le normative nazionali funzionano ormai bene. Questa nuova normativa prevede, come diceva giustamente lei, un codice di targatura, quindi nome, cognome e indirizzo del farmaco, che permetta di tracciarlo proprio in tutta la filiera dal produttore al consumatore finale, passando poi per gli intermediari che sono i grossisti e le farmacie. Questo ovviamente evita le contraffazioni e per questo ci servirà a porre sulla confezione un bollino ulteriore, tipo un QR code o comunque un codice che verrà letto e scansionato dai nostri lettori ottici al banco e che chiuderà quindi la vita di questo farmaco, che non sarà più disponibile per il mercato né italiano né europeo, perché questo sistema andrà ad armonizzare tutta Europa. Quindi questo farà sì che avremo delle confezioni leggermente diverse dal punto di vista della fustella o comunque del bollino che noi adesso vediamo già nei nostri farmaci, e in più un'ulteriore questione che è alla ribalta è la sigillatura della confezione. Molti farmaci attualmente in commercio non hanno la sigillatura, quindi è possibile sconfezionare o aprire la scatola per vedere all'interno il blister. Un domani la richiesta europea è quella di vedere anche una sigillatura, quindi il classico scotch trasparente rigido che blocca i lembi della scatola. Ecco, in tutto questo la filiera e quindi le aziende di produzione si sono trovate prese un po' in contropiede, perché la scadenza della norma è a fine gennaio, come diceva giustamente lei, quindi da febbraio dovrebbe entrare a regime o comunque un periodo transitorio. Sono previste anche delle multe per ovviamente chi non si attiene. Il problema è che fino a questo momento non c'erano delle indicazioni precise a livello nazionale. Però io sono qui per tranquillizzare tutti, perché Farmacie Unite, attraverso la figura del suo segretario nazionale Maurizio Giacomazzi, nostro collega di Padova, di Pionca, è regolarmente convocato al tavolo nazionale con l'AIFA, quindi con l'Agenzia Italiana del Farmaco, per discutere di questa problematica come altre, e una recente riunione che hanno avuto ha permesso di capire come ci sia volontà da ambo le parti, cioè da tutti gli attori della filiera, di andare verso una direzione rimane insieme sostanzialmente, senza che ci siano dei buchi. Livio, io devo fermarla pochissimi minuti, pochissimi secondi, perché ci chiede la linea in diretta la nostra Luisa Bertini, perché è stata presentata l'attività della Polizia Provinciale di Vicenza. Infatti si trova proprio in città, Luisa, per presentarci i dati. Predazioni salite da 100 a 193 in un anno. Luisa, buongiorno, raccontaci di più. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con il presidente della provincia Andrea Nardin e con il comandante della polizia provinciale Gianluigi Mazzucco, che appunto, come anticipavi, hanno presentato questo bilancio dell'attività 2024 che, per il quale è stato determinante la presenza del lupo non soltanto sull'altopiano, ma un lupo sempre più presente anche vicino alle città. Partiamo da una panoramica generale, poi ci concentriamo sul tema dell'allarme lupo, che nel Vicentino è molto sentito. Beh, sicuramente l'importanza di aver raggiunto un obiettivo che 2 anni fa come amministrazione ci eravamo ripromessi, quindi aver potenziato sia le dotazioni tecniche sia il numero di persone che operano sul territorio, di agenti della Polizia Provinciale, ma poi riuscire a vedere oggi come questo si sia tradotto in un aumento di quello che è il servizio che facciamo nei nostri comuni. Quindi sono aumentate sicuramente le sanzioni, le attività antibracconaggio, ma anche le attività di tutela della fauna selvatica. In questo in particolare, come avete visto anche nei vostri preziosi servizi, il lupo è sempre più presente, sempre più confidente, anche vicino ai centri abitati, anche vicino alle nostre abitazioni. Quindi l'importanza da una parte di ritornare ad avere quei comportamenti che ci consentono di essere tutelati nei confronti di questo grande predatore. D'altra parte stiamo agendo e continueremo ad agire con tanti comuni per far sì che la normativa ci consenta di limitare l'espansione di questo grande predatore a tutela del territorio, delle attività turistiche e delle attività economiche. Quindi l'obiettivo principale è riuscire a creare un equilibrio tra
il lupo e le attività e le persone che sul territorio vivono. Questo è quello che vogliamo perseguire e abbiamo visto che in parte ci riusciamo anche con le attività presentate oggi. Ecco, lupi ma non solo, perché ricordo un numero su tutti, 17.000 sono stati i prelievi di colombi, corvi, di cinghiali e nutrie, delle specie che mettono in difficoltà l'agricoltura ma anche in termini sanitari. Sì, noi come Polizia Provinciale abbiamo svolto questa attività di controllo unitamente a dei volontari che sono abilitati a fare questa attività. L'attività è stata svolta nell'interesse sia degli agricoltori, dei coltivatori, sia degli allevatori, in quanto ad esempio il colombo con i suoi escrementi crea dei grossi problemi all'interno delle stalle, creando malattie, portando delle malattie e portando anche dei problemi dal punto di vista riproduttivo. Per quanto riguarda i corvidi, possiamo dire che sono dannosi sia per le colture, in quanto nel momento della semina mangiano tutte le sementi appena poste sul terreno, e sia dal punto di vista della fauna selvatica, in quanto questi animali vanno a predare tutti i piccoli animali, tutti i piccoli uccelli che vivono sui nidi e che sono inermi rispetto a questo predatore. Ecco, abbiamo sentito soltanto 2 dei punti poi di questa attività che si è dipanata su tutta la provincia. Ovviamente ve ne daremo conto nelle edizioni serali dei TG. Per il momento restituisco la linea. Luisa, grazie mille, grazie al Presidente della provincia di Vicenza e al Comandante della Polizia Provinciale per questi aggiornamenti. Siamo in diretta, Livio, ci perdoni, ovviamente cronaca e informazione dal territorio a volte non seguono le scalette che ci prepariamo. Insomma, ripercorriamo e riavvolgiamo il nastro. Parlavamo di farmaci e parlavamo di un nuovo regolamento europeo che potrà da febbraio cambiare alcune confezioni. C'è questo nuovo bollino, ci sarà questo nuovo bollino che andrà a unificare sostanzialmente tutti i paesi dell'Unione Europea per limitare sostanzialmente la contraffazione, non mi veniva il termine, bravissimo, grazie mille di questo assist. Insomma, ci diceva un consigliere di Farmacie Unite, ovviamente ha preso parte al tavolo che regolarmente si svolge all'Agenzia del Farmaco italiana, all'AIFA a Roma, e ci diceva c'è la volontà di correre insieme affinché non ci siano dei gap, degli spazi di vuoto che tra l'entrata in vigore di questa normativa e l'impossibilità di fatto di poter vendere dei farmaci, perché la preoccupazione maggiore, lo leggiamo in questi giorni nei giornali, è quello che per un periodo di tempo, in attesa dell'adeguamento di queste confezioni, alcuni farmaci possano non essere più venduti. Perfetto, ha detto tutto benissimo, ma questo tavolo nazionale a cui partecipa il nostro segretario è inteso proprio nel cercare di minimizzare l'impatto e di facilitare questo cambiamento in maniera morbida, e io immagino, ovviamente lo dico come lei, ipotizzando, perché i tavoli sono pensati per ragionare delle soluzioni che però vengono rese note soltanto qualora venga trovato l'accordo finale. Ci sarà un periodo di transitorio dove verranno affiancate le confezioni per poi accettare soltanto la produzione di nuove confezioni con la bollinatura e la sigillatura adeguate. Quindi io tranquillizzo tutta l'utenza. Noi come Farmacie Unite, come farmacisti in generale, ci siamo da subito, anche durante il Covid, quando ci sono state delle carenze di farmaci, mossi per ridurre l'impatto. Le posso riportare questo, che proprio oggi è entrato un farmaco di uso comune che non si trovava ormai da qualche mese nella dispensazione delle farmacie, che si rendono disponibili a dispensarlo gratuitamente sia per il Sistema Sanitario Nazionale che per i cittadini, proprio per venire incontro a questo tipo di difficoltà. Il farmaco è un farmaco di uso comune della Mutua che non si trovava da qualche tempo, è l'Inderal, e da oggi le farmacie sono in grado di farlo. C'è un tavolo ulteriore che in questo senso si riunirà a fine mese, a fine gennaio, per discutere l'ipotesi di ampliare questo tipo di attività su altri farmaci che non si trovano, ma le garantisco che i nostri sforzi comuni, sia delle farmacie territoriali che delle farmacie, del Sindacato di Farmacia Unite, è quello di trovare delle soluzioni che impattino il meno possibile sul cittadino.
Quindi sostanzialmente questo allarme del fatto, oddio, non potremo più comprare dei farmaci affinché questi le loro scatole perlomeno non saranno adeguate alle normative europee, non ci sarà quindi un'ulteriore piccola deroga. Io credo proprio di sì, perché comunque tutto è l'interesse del nostro governo nazionale di garantire e tutelare una continuità terapeutica, e sono sicuro che verranno trovate le soluzioni, posto che comunque l'Italia si trova in una posizione, fra virgolette, di forza, perché ha sempre garantito la tracciabilità dei farmaci e quindi non si trova a non adempiere per ritardi o non volontà. Probabilmente si è un po' ritardata l'applicazione della nuova normativa, perché già la precedente era efficace, ma sono sicuro che troveremo delle soluzioni e questo allarme un po' paventato non ci sarà. Infatti leggo dai dati che arrivano proprio dall'AIFA che in Italia la percentuale dei farmaci contraffatti presenti sul mercato sarebbe pari allo 0,1%, quindi di fatto inesistente. Di fatto inesistente, quando mi sembra che invece in Europa sia attorno all'1%, quindi 10 volte tanto. Questo fa capire come l'Italia negli anni si sia mossa bene, ma io le posso garantire che il sistema farmaceutico italiano, con tutti i problemi che tutti i giorni affrontiamo, ma è all'avanguardia a livello europeo e spesso viene preso come esempio da altri paesi. Quindi non ho dubbi che troveremo delle soluzioni condivise nei tavoli nazionali. E quindi staremo un po' a vedere, anche perché ormai si avvicina alla fine anche di questo mese, siamo esattamente a metà gennaio e proprio dai primi di febbraio dovrebbe entrare in vigore questa normativa, magari come succede spesso qualche giorno prima arriverà l'informazione e poi la successiva direttiva e poi ovviamente magari qualche deroga che permetterà appunto l'aggiustamento di queste tempistiche, quindi insomma nessun allarme. Con lei Livio so che deve scappare tra pochissimo, Ma mi posso trattenere qualche minuto in più se è piacere. Grazie, perché appunto ci diceva anche che siamo ormai a metà gennaio, come dicevamo poco fa, ed era attesa proprio per questo periodo il picco influenzale di questa influenza australiana che è stata presentata come un'influenza molto molto forte e che poteva ovviamente portare tantissime persone a letto. Sappiamo che ci sono tante persone ovviamente colpite dall'influenza in questi giorni. L'ondata di il picco di questa influenza cosiddetta australiana, lei dal vostro osservatorio sostanzialmente nel Trevigiano, come sta andando? E poi parliamo di vaccini. Allora, direi che sta andando abbastanza bene, c'è ovviamente un aumento dei casi proprio nelle ultime 2 settimane, quindi ci stiamo avvicinando al picco che secondo gli esperti dovrebbe avverarsi a fine di gennaio, nella seconda metà di gennaio, quindi dovremmo essere quasi al culmine. Devo dire che rispetto alle sirene allarmistiche la situazione che vediamo noi in farmacia dal nostro osservatorio e sentendo anche alcuni colleghi non è così allarmante. Ovviamente i casi ci sono, i più gravi, i meno gravi, però non quella ondata che era prevista e che dicevano sarebbe stata una delle peggiori influenze degli ultimi 10 anni. Devo dire che per il momento credo che proprio le vaccinazioni abbiano fatto la differenza e per il momento direi tranquillizzo anche i telespettatori nel momento in cui noi non vediamo questo picco così grave come ci è capitato in passato. E infatti sono state tantissime ed è aumentata tantissimo la richiesta di vaccinazioni antinfluenzali nelle farmacie venete, che segnano quasi un più 40%, siamo intorno al 39,6% se non sbaglio. Assolutamente, proprio qualche giorno fa abbiamo emesso un comunicato stampa dove andavamo a evidenziare come l'aumento di quest'anno sia stato un aumento importante, un 40% come diceva lei, esattamente il 39,6% fino adesso, e già il 23 anzi sul 22 aveva visto un aumento. Quindi siamo contenti perché vediamo che la popolazione, il pubblico ci sceglie, e ovviamente affiancandosi ai medici che per il momento sono ancora i principali fornitori del servizio, però vedo che proprio per la nostra capillarità e probabilmente la disponibilità di orari maggiori, i nostri clienti vengono volentieri e si fidano di fare il vaccino in farmacia. Devo dire che siamo stati molto soddisfatti anche in farmacia da noi di vedere la risposta sempre più convincente da parte del pubblico, e questo sicuramente ha permesso una maggior
protezione della popolazione e che di conseguenza influisce anche sul numero di casi gravi che sono chiaramente in diminuzione. Assolutamente. Devo dire che poi la Regione Veneto ha dato la possibilità a sempre più porzioni della popolazione di fruire gratuitamente del servizio, quindi questo è un ulteriore vantaggio per la popolazione. E infatti leggo un po' di numeri, tra il 2023 e il 2024 le vaccinazioni, stiamo parlando sempre in generale, nella campagna vaccinale le vaccinazioni erano state di 37.650, circa 40.000, e lo stesso nel stesso periodo del 2024-2025 questo più 40% ha fatto salire da 37.650 a 52.573 le persone che si sono vaccinate proprio contro l'influenza, e che appunto staremo a vedere poi in queste settimane in cui è atteso il picco influenzale se effettivamente avranno avuto un riscontro anche in termini di numeri e di statistiche. Assolutamente, lo vedremo e sono sicuro che la campagna vaccinale che abbiamo fatto avrà un determinante ruolo positivo nei confronti del picco. Se mi permette vorrei fare un piccolo appello che di solito quando ho l'occasione di essere presente nelle vostre trasmissioni faccio, perché è condiviso a livello di ordine e ovviamente di Sindacato di Farmacie Unite, come tutti i colleghi, sull'utilizzo appropriato degli antibiotici. C'è un allarme ormai internazionale e ancora più italiano sul uso spropositato degli antibiotici anche quando non necessari. Certo. L'antibiotico, visto che si parla di influenza, non ha alcuna attività nei confronti di un virus, soltanto un medico può deciderne l'utilizzo qualora ci siano delle comorbidità o comunque delle sovrainfezioni tipo batteriche, ma prego tutta la popolazione o chi ci ascolta di valutare seriamente l'utilizzo di un antibiotico, perché c'è il rischio, e purtroppo ormai una realtà, dell'aumento delle resistenze agli antibiotici, e quindi di avere degli strumenti spuntati che sono fondamentali e che sono determinanti per la salute generale della popolazione, che sono appunto gli antibiotici. Si sta andando sempre più verso una direzione dove i batteri diventano resistenti e quindi c'è bisogno di un secondo, di un terzo antibiotico per curare anche delle infezioni abbastanza comuni. Quindi mi raccomando, sempre quando si sta male e i sintomi non si placano, sentire il parere del medico e acquistare, utilizzare un antibiotico soltanto dietro prescrizione e suggerimento di un medico. E con questo appello salutiamo e ringraziamo Livio Patelli, farmacista e consigliere nazionale di Farmacie Unite, anche per le precisazioni, insomma questi aggiornamenti anche in ambito farmaceutico, strettamente legato anche appunto ai farmaci che veniamo a comprare in farmacia. Grazie mille per essere stato in nostra compagnia. Grazie e di buona giornata a tutti. E con questo noi andiamo qualche minuto in pubblicità e poi continuiamo a parlare di sicurezza nelle nostre città. Tornati in diretta, prima edizione insieme fino alle 13:30, ancora pochi minuti per tornare sulla cronaca. L'abbiamo affrontato prima con la nostra Valentina Visentini in collegamento da Padova, controlli, zone rosse, istituzione appunto di queste zone rosse, l'invito da parte del Ministro dell'Interno Piantedosi ai prefetti delle varie città di sostanzialmente creare delle zone off limits per persone su cui gravano già delle penali o comunque che sono attenzionate dalle forze dell'ordine, ovviamente per aumentare la sicurezza soprattutto nei punti caldi dei cittadini. E a proposito di controlli e di sicurezza nelle zone potenzialmente a rischio, rimaniamo a Padova. Uno spacciatore marocchino è stato arrestato dalla polizia durante un servizio di controllo del territorio nella zona della stazione del quartiere Arcella. Una pattuglia della polizia ha trovato il 33enne di origini marocchine all'interno di un bar. Lo straniero è stato controllato perché senza documenti. Portato in questura e perquisito, gli agenti hanno trovato 200 grammi di hashish nascosti nella manica del giubbotto e circa 1,5 grammi di cocaina nascosta all'interno di una scarpa. Negli slip invece aveva un involucro di cellophane con altra droga. Questo dunque l'esito dei controlli in centro a Padova. E rimaniamo sempre in città perché è stato arrestato anche il secondo aggressore del barista, pestato nel suo locale di Selvazzano. Le condizioni del giovane rimangono gravi.
Un primo pugno scagliato con una forza inaudita, poi 2 aggressori escono e rientrano e scagliano un nuovo colpo che fa crollare il barista a terra. Nelle immagini delle telecamere interne del bar La Piazza di Tencarola, la violenza spietata dei 2 fratelli moldavi contrapposta ai modi gentili del barista cinese che li invita a non bere più. Anche il secondo aggressore è stato arrestato, il 42enne ricercato si è costituito, i carabinieri lo hanno rintracciato a Battaglia Terme all'interno di un distributore di benzina. Nelle scorse ore avevano controllato tutti gli amici e la rete di conoscenze e il 42enne alla fine si è consegnato spontaneamente insieme al fratello 32enne residente vicino a Chioggia. Nel frattempo il barista 27enne è ancora molto grave in ospedale, come ci racconta la sorella Chimera al telefono. Mio fratello ha una botta al cervello dentro a sinistra che crea un ematoma quindi cerebrale e ha detto che questa cosa non va bene e lui rimarrà addormentato per almeno 10 giorni, però oggi mi hanno chiamato di nuovo dicendo che il sanguinamento è peggiorato e quindi lo hanno trasferito di nuovo, però questa volta in neurochirurgico e adesso penso che il fratello sia in sala operatoria. Fondamentali le prossime ore e i prossimi giorni per il giovane Ken, da tutti conosciuti come Marco. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Tutto il quartiere è in apprensione per lui. È un ragazzo bravissimo, dolcissimo, disponibile. Lavorava tutto il giorno, disponibile con il cliente, umile. Queste cose succedono sempre ai buoni. Non dovrebbero succedere neanche agli altri, però proprio a lui, una persona veramente molto umile, molto umile, bravissimo, educato, sempre sorridente, cioè non doveva succedere una cosa di questa. Marco è stato aggredito perché si è rifiutato di servire da bere 2 clienti arrivati nel suo bar già alterati dall'alcol e con atteggiamenti aggressivi anche nei confronti degli altri avventori. Io ringrazio veramente a tutti i clienti, anche ai vicini che ci hanno aiutato tanto, hanno chiamato l'ambulanza, anche i carabinieri e hanno cercato anche di separare il fratello da quei 2 aggressori. E sicurezza ancora in primo piano all'incontro tra i sindaci e il nuovo prefetto di Vicenza Filippo Romano, dai furti alle baby gang, i temi caldi sul tavolo. Sicurezza in primo piano sul tavolo del nuovo prefetto Filippo Romano, che ha incontrato i sindaci del Vicentino, dai furti alle baby gang, i temi caldi messi in luce dai primi cittadini. Abbiamo avuto dei problemi come molti altri comuni di furti in casa, anche io personalmente lo scorso anno, quindi sappiamo cosa vuol dire periodicamente essere visitati da persone che invadono il tuo spazio privato e feriscono quella che è la tua vita. È partito bene anche con la questione dei DASPO urbani collegati alle baby gang che tutti noi soffriamo, tutte le comunità soffrono, quindi partito bene. Io ho chiesto essenzialmente una sinergia, un'unità di intenti con le pubbliche amministrazioni, ma vedo che lui ha già citato le pubbliche amministrazioni, e inoltre una celerità nel risolvere le problematiche che anche noi subiamo quotidianamente. Il prefetto Romano ha annunciato l'arrivo di nuovi agenti in questura a Vicenza. L'incontro è stata occasione per invitare i sindaci a dotarsi di un regolamento di polizia urbana. Il regolamento di polizia urbana sostanzialmente è quello che è nei nostri condomini è il regolamento di condominio, cioè la fonte normativa dove c'è scritto cosa si può fare, cosa no, quali sono eventuali divieti a tutela della quiete pubblica. Divieti ovviamente che non devono andare oltre la legge, quindi devono comunque rispettare le norme generali. Tra gli obiettivi dichiarati quello di avere un contatto diretto con i sindaci, che passa anche attraverso la creazione di una chat con i primi cittadini. Creerò una chat online con i sindaci e un'altra sempre con i sindaci ma anche con tutti gli organi che si occupano di protezione civile. In questo modo avremo 2 canali sempre aperti H24 per ogni evenienza. Immaginiamo che succeda uno sversamento di carburanti o una piccola esondazione o anche grande, speriamo di no. In questo caso il primo contatto sarebbe immediato. Per la prima volta che un prefetto organizza una chat con i sindaci, credo sia una ottima risorsa per poter immediatamente discutere tra di noi sindaci e avere una relazione diretta con il prefetto, che è il nostro superiore.
Torniamo a Treviso, in centro all'istituto Besta, la verifica di matematica, forse lo studente, il 15enne che ha spruzzato dello spray urticante in classe non voleva farla. Questo gesto però ha portato 3 persone in ospedale. Vediamo il servizio. Tosse, occhi arrossati, bruciore alle prime vie respiratorie. Tra la prima e la seconda ora, in una prima dell'Istituto Besta di Treviso, è scoppiato il caos. Uno studente di 15 anni ha pensato bene di spruzzare dello spray urticante al peperoncino, probabilmente per saltare la verifica di matematica. Lui stesso è rimasto colpito dagli effetti di questa bomboletta insieme ai suoi compagni. I ragazzi sono usciti di corsa, ma 3, compreso il responsabile di quanto accaduto, sono finiti in ospedale. Si tratta di 2 ragazzi ed una giovane. Gli altri sono stati medicati dagli uomini del SUEM 118 prontamente intervenuti sul posto ed allertati da alcuni insegnanti. A scuola sono arrivati anche i carabinieri. Noi chiaramente segnaleremo l'episodio alla Procura per i minorenni di Venezia, che poi farà la sua valutazione di competenza. La bomboletta è stata recuperata dai militari dell'arma sotto un armadietto del corridoio dell'istituto. Il ragazzo avrà anche delle conseguenze a livello scolastico. Un fatto grave ed inquietante che purtroppo non è un episodio isolato. L'anno scorso uno studente aveva spruzzato per gioco, sempre al Besta, lo spray che gli avevano dato i genitori per difendersi da un'eventuale aggressione. Non è la prima volta, purtroppo dobbiamo constatare che molte volte questi eventi, queste azioni vanno oltre le intenzioni, ovvero chi le commette non ha la percezione di quello che poi è l'esito, che può essere l'esito di quello che lui sta compiendo, e quindi quali sono le responsabilità a cui va incontro. Un gesto incommentabile, dice il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. Purtroppo c'è sempre qualcuno che non comprende la conseguenza delle proprie azioni, sia in termini di responsabilità che di possibili danni ai propri compagni e ad un intero istituto. L'auspicio è che questo ragazzo non solo capisca il disvalore del suo gesto e che impari con l'aiuto della sua famiglia ad impiegare la sua esuberanza per attività meritevoli. I giovani portati in ospedale non hanno fortunatamente subito gravi conseguenze. I compagni hanno invece continuato la lezione in un clima sicuramente non facile. E la preside Renata Moretti, il volto l'avete visto poco fa, aveva proprio commentato ieri il fatto e aveva detto che valuteranno delle sanzioni ovviamente per il ragazzo, e ovviamente sottolineando l'importanza della collaborazione tra scuola e famiglie per promuovere proprio i valori della legalità. E lo avrete sentito anche voi, sono giorni di intenso freddo anche a Treviso, e l'oratorio San Martino ha aperto per questo le porte ai senza tetto, ne sono arrivati 7. Caterina la incontravamo lì e quindi era un momento anche per lei un attimino di sentirsi un po' più serena, perché già per una persona dormire in strada non è facile, per una donna penso che sia ancora molto più difficile, e trovano magari anche sicurezza in altri senza tetto che stranamente le proteggono. Caterina è un nome di fantasia, ma la sua storia, quella di inventato, non ha nulla. Ha 45 anni, è italiana. Le ultime notti le ha passate in stazione a Treviso insieme ad un altro senza tetto, fino a ieri notte, quando i volontari della comunità di Santo Egidio hanno aperto, in accordo con Don Mario, l'oratorio di San Martino. 2 stanze, una per gli uomini, una per le donne. È una donna ad ora, però può essere che ci saranno anche altre donne in futuro, perché noi parliamo spesso di uomini senza tetto, ma ci sono anche donne che possono finire in strada. In 7 hanno dormito qui, la capienza è di 20 posti, al mattino c'era la colazione. Ci aspettiamo per le future notti persone in più, anche perché solo ieri sera siamo riusciti un po' alla volta anche con i volontari ad avvisare le persone, quindi la macchina si sta ancora attivando. Lo scorso anno siamo arrivati a 15-16 persone. Stefano, come altri volontari, sarà in strada questa notte. Le notti dei volontari di Sant'Egidio sono il martedì e il venerdì. Raggiungono tutto l'anno persone a cui portano una cena e la colazione. Sono quasi tutti stranieri, pochi italiani. Questi, racconta Stefano, hanno perso il lavoro e hanno più di 50 anni. Questa notte altre 20 persone hanno dormito nella casa della Carità della Caritas, oppure qui in parrocchia Santa Maria del Sile, dove i letti sono preparati dallo scorso 26 novembre. A loro è dedicata un'ala della chiesa ai piedi dell'altare, un simbolo tangibile della carità cristiana visibile in qualsiasi momento, perché la chiesa è sempre aperta. Qui sono ospitati i senza tetto che dormivano alla Piani. Il parcheggio dove morì di freddo Mandep Sin era il 2 dicembre 2023. Alcuni sono in attesa del permesso di soggiorno, altri sono in
irregolari. Eppure anche a chi è in regola con tutto ed ha un lavoro seppur precario non sempre viene risparmiata la strada. Anche se non si notano, ci sono molte persone in strada, agli stranieri non sempre viene dato, anche se hanno possibilità di affittare una stanza, perché un appartamento ad ora costa ancora tanto, hanno un lavoro stabile, però non sempre viene dato un affitto e anche se loro si presentano e hanno possibilità di pagarlo. E infatti arrivano da tutta la provincia nelle sedi messe a disposizione a Treviso per far fronte all'emergenza freddo le persone, 78 i posti messi a disposizione in tutto, ma c'è anche chi rifiuta. Questa è un'organizzazione a step studiata tra fine estate e l'inizio dell'autunno proprio con Caritas e Sentendo Sant'Egidio, volutamente a step in modo da poter modulare le risposte ai bisogni senza aumentare a dismisura i numeri sull'unica città che oggi offre in maniera strutturata dei servizi per la grave marginalità. Sì, perché ad occupare i 78 posti ad oggi a disposizione nella città di Treviso tra Caritas, Comune e Sant'Egidio ci sono tante persone che arrivano da comuni vicini, Silea, Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna. La contabilità della marginalità è anche per questo difficile da tenere. I numeri sono fluttuanti perché spesso ci ritroviamo con comuni che giustamente non hanno servizi attivi, parlo di comuni della cintura urbana ma non solo, e che chiamano. 8 posti sono a disposizione ad Uderzo, nel territorio della Castellana, saranno realizzati grazie anche ai fondi del PNRR, ma ad oggi non ci sono. Alcune persone hanno rifiutato un letto, come i senza tetto segnalati dall'ULSS in pronto soccorso, rivela l'assessore Tessarolo, oppure c'è chi si è allontanato da strutture che già lo ospitavano, come l'uomo che dormiva davanti a Borgo Cavalli. In questo caso la segnalazione è arrivata da un cittadino. In questi giorni, tra l'altro, la prefettura su mandato del Ministero dell'Interno sta facendo una ricognizione proprio su tutte le persone senza fissa dimora per cercare di avere un dato. È un dato complesso da avere, noi riusciamo in qualche modo ad avere i numeri grazie appunto a chi si rivolge ai servizi, quindi è sempre importante in qualche modo riuscire a farsi rintracciare dalla rete. Dallo scorso fine settimana in strada con un occhio di riguardo per le marginalità ci sono anche gli agenti della polizia locale. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo nel Bellunese perché la provincia ha rinunciato all'arrivo della corsa rosa del Giro d'Italia a Cortina, individuata da RCS come l'unica tappa possibile. Troppi cantieri avremmo rischiato di sfigurare, afferma il presidente della provincia Roberto Padrin, ma infuriano le polemiche. Sulle questioni più importanti di questo territorio e il Giro è solo un aggancio, non c'è condivisione, la regia è sempre di qualcun altro. È infuriato il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, che affida il suo pensiero a un post su Facebook dove da stamattina domina il tema dell'esclusione del Bellunese dalle tappe del Giro d'Italia, ma gli organizzatori della Corsa Rosa non hanno alcuna responsabilità. Abbiamo noi rinunciato all'arrivo di tappa a Cortina, il sindaco con me, con la Regione del Veneto abbiamo cercato di capire quali erano i motivi, ma a maggio ci sono troppi cantieri, le situazioni nella città di Cortina non possono essere il posto ideale per ospitare un evento di così grande portata, quindi nel rischio di non essere all'altezza della situazione la scelta è stata questa. RCS aveva individuato in Cortina la sede di un arrivo di tappa, il no della Regina ha di fatto spento ogni possibilità di rivedere salite leggendarie sulle Dolomiti e soprattutto l'occasione di promozione del territorio. Ogni arrivo di tappa e ogni partenza che viene fatta in provincia è una conquista sia dal punto di vista economico perché l'impegno è gravoso e noi in questi anni siamo riusciti attraverso il Fondo Grandi Eventi a sostenere questi arrivi importanti che ci hanno dato ovviamente grandissima visibilità e poi ci vuole anche un po' il contorno anche imprenditoriale perché non dobbiamo dare nulla per scontato. Inutile dire della delusione che serpeggia fra la gente. Dispiace perché almeno un po' di festa c'era, con tutte le belle Dolomiti che abbiamo, chissà perché. Le migliori salite sono le nostre Dolomiti e quindi non vedo il motivo di proprio escludere queste zone. Mi spiace tantissimo perché io ho ancora il ricordo della più bella tappa in assoluto che abbiamo vissuto sul Nevegale ed è stata una giornata indimenticabile. Direi proprio che è una cosa sbagliata perché per Belluno era un'opportunità, insomma qualcosa sul passi perché non hanno fatto niente, quindi direi proprio che non va bene. Secondo me che governa queste cose sono i soldi,
tutto basato sui soldi. A proposito di soldi, il fondo grandi eventi della provincia deve essere ancora approvato e al momento è al verde. Aspettiamo che il Fondo dei Comuni Confinanti si esprima e dopodiché valuteremo, quindi anche da questo punto di vista il fondo dell'annualità 2023-24 è esaurito, quindi ora dobbiamo ripartire da zero. Anche da questo punto di vista, non avendo certezza che il fondo ci fosse stato, abbiamo preferito essere prudenti. Siamo giunti al termine di questa prima edizione, 13:30 in chiusura. Ringrazio in regia Tommaso Migot e Andrea Basso per l'aiuto, e subito dopo di noi, come sempre, dopo la sigla, l'appuntamento con il meteo, a seguire il documentario Borgo Italia. Vi do appuntamento alle 18:30 con le nostre edizioni dei telegiornali. Grazie per essere stati in nostra compagnia e a tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.